Sono Dario Fontanella dei Gregori, sono nato a Mannheim nel 1952, il 7 gennaio. De Pellegrin Federico, nato a Belluno, 03 12 72, residente a Francoforte, gelateria a Bad Vilbel, Eiscaffè Milano. Mi chiamo Rino Bernardi, sono nato a Castelfranco Veneto e sono emigrato in Germania il 2 gennaio del 1970 a Memmingen come gelatiere. Mi chiamo Nicola Ragazzo, sono nato il 24/10/62 ad Agordo, provincia di Belluno. Sono partito per la Germania il primo anno nel 1978, febbraio, primi di febbraio, e ho fatto la mia prima stagione a Bad Nauheim, un paese di Cura vicino dopo Francoforte. Questa è stata la primissima esperienza della mia vita. Mi chiamo Tania Zago, sono nata il 26/1 del 69 a Vittorio Veneto, sono tecnico delle attività alberghiere, sono venuta in Germania per la prima volta nel 1989. Io sono Gianluca Brustolon, sono nato a Belluno il 26 ottobre del 1965 e sono il proprietario della gelateria dell'Eiscafé Brustolon di Neuwied, a 15 km da Coblenza. Il mio nome è Marco Brustolon, sono nato a Belluno il 12 dicembre del 1967, professione gelatiere, la gelateria si trova a Coblenza, nella Jesuitenplatz, e basta. Il mio nome è Adriano Colle, sono nato il 4 ottobre del 1971 a Pieve di Cadore e il mio mestiere è gelatiere, anche se ho iniziato come falegname, e attualmente mi trovo a Kempten, nell'Algovia, e ho l'Eiscaffè Venezia. Sono Soraya Antonella, sono nata a Monaco di Baviera, in Germania, il 19 luglio nel 69 e lavoro come gelatiere, sono gelatiere di professione all'Eiscaffè Venezia di Kempten, di mio marito ovviamente. Mi chiamo Marco Gellera, sono nato a Conegliano, Veneto, nel 1983. Sono un gelatiere e la mia gelateria si chiama Capri Ice, sita in Stoccarda. Mi chiamo Raffaella Ceol, sono nata in Germania, a Birkenfeld, il 18 settembre 1971. Lavoro in Germania, sono un gelatiere, ho una gelateria a Kirn, Eiscaffè Venezia, una gelateria che esiste da 30 anni, era dei miei genitori e negli anni ho continuato io e adesso la sto gestendo da una quindicina d'anni. Dario Olivier, nato a Belluno il 14 gennaio 1958, sono emigrato a Witten, dove esercito la professione di gelatiere e presso la gelateria di famiglia denominata Eis de Lorenzo. Mi chiamo Arcangelo Pancera, sono nato a Forno di Zoldo il 20 del 2/53, sono emigrato in Germania negli anni 71-72, dove ho fatto 20 anni abbondanti di lavoro, in una città della Foresta Nera che si chiama Gengenbach. Il mio nome è Bortolot Fausto, sono nato a Zoppè di Cadore il 17 marzo del 1939, emigrato in Germania il primo anno nel 1956. La nostra gelateria, perché l'abbiamo messa con i fratelli, si chiamava Eiscaffè Cortina a Selb in Baviera. Il mio nome è Ivo Sagui, nato a Zoppè di Cadore il 7 del 10 del 1943. Professione gelatiere, sono emigrato che avevo un anno, ma si andava via solo all'estate, all'inverno si ritornava in paese. Maurizio De Pellegrin, sono nato il 30 agosto 1945 a Forno di Zoldo e il mio primo passaggio da migrante in Germania l'ho fatto durante le mie vacanze scolastiche nel 1957. I miei genitori erano da un anno in gelateria a Wiesloch, e per cui io tutta la mia giovinezza l'ho passata dietro il banco
asciugando coppe e guantiere. Ecco. Mi chiamo Romano Gamba, sono nato il 23 febbraio del 1929, dunque ho quasi 90 anni. Sono nato a Bragarezza di Zoldo, un paesino qua del comune della Val di Zoldo. Sono emigrato la prima volta fuori Zoldo il 10 giugno del 1943. Mi chiamo Sagui Zeno, sono nato in Germania il 1 maggio 1954 nella città di Mönchengladbach e ho gestito la mia gelateria Eisboutique Sagui a Versmold fino al 2000.